L'Ecclesia di Antiochia andiere profetis e dottors, Barnabe, Simeon, che diceva il Neri, Lucio di Cirene, Manaen, che di frutta gli era stato compagno di Erode, il tetrarche, e Saul. Intanto che facevano le funzioni dal Signore e azzunavano, il Spirito Santo dice: mettemi di bande Barnabe e Saul, per ore che io esce il Zeus. Allora, dopo di vezzunate preat, urmettere in disman sul chiave e io lasciare in là per loro missione. Allora loro, mandas dal Spirito Santo, all'eren io a Seleuce e di lì si imbarchiare in Parcipro. Rivassa a Salamine, si metterono a predicare la parola di Dio te sinagoghi da Giudeus. Avevano da ursi anche Giovanni, che urdava un eman. Passate le isole di Lungfur fin tremai a Pafos, si intivarono in un mago, un falso profeta giudeo, di nome Bar Jesus. Agli eri di che balinavano a Tor dal proconsul Sergio Pauli, uomo di sentimento, che aveva mandato a clamare Barnabe e Saul, se ne os di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, il se non all'udic di così, al plantava dome verdeis, col fin di dischioli il proconsul de fede. Allora Saul, clamat anche Pauli, in colm di Spirito Santo, lui chialà fista ai voi, e dice: on fodrat di imbrois e di tristerie, fida al diavolo, nemi di tutte cecale ben, quando finirà sastu modi in turtica li stradis dal Signor, che son dretis. Vela manda il Signor che gli è parsore di te, tu resterai su arp e per un trat di temp non tu viodaras gran il sorelli. A colp, i plombare in tor scuregnot, e a leve di qua e di là, cirint un che lumenas parman. Quando al viodè c'è caliere succedut, il proconsul al crodè. I aveva fatto impressione la dottrina dal Signore. Imbarchias a Pafos, Pauli e i suoi compagni arrivarono a Pergie di Panfilie. Giovanni, Iulassà, e al tornare da ora a Gerusalemme. Loro, invece, partendo di Pergie, arrivarono a Antiochia di Pisidie e entraste sinagoghe in dì di sabide, si sentarono. Dopo lette la legge e i profetis, i sorestanti de sinagoghe urmandarono a di: Fradis, soves al di partira sul spirit laint, fevelait. Alieva su Pauli e fat segnal con la man al disè: int di Israele e uatris coves timor di Dio, ascoltaimi. Il Dio dal popolo di Israele alla sielzuti in estis vons e alla fat cresci la nestra quando caglieren in esili te tieri dall'Egitto e con braccio forte iumena via di lì. Daspoi io attenius cont per 40 anni dal deserto. Alla fiscat siet popui de tiere di Canaan e ora date in ereditat la lor tiere, di bot per 450 anni. Poi dopo ora dati Iudis, fin tremai al profeta Samuele. Allora loro e han pretenduto un re e Dio ora dat Saul, figlio di Cis, de tribù di Beniamin, per 40 anni. E dopo di velus podestat dal ream, alla fat venir fur per loro il re David, disin di lui che esti speraulis. Oi chiatat David, figlio di Jesse, un uomo secondo il mio cur, che farà tutto ciò che vuoi io. De soggiornasie, secondo la promessa, Dio al tira fur per Israele un Salvador, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Sul finire della sua missione, Giovanni al diceva: io non so che altri socrodesco sedi,
vecca sta arrivando da ur di me, un che io neanche non meriti di disgroppare i sandui. Fradis, fis de gernazie di Abram, e uatris, covesti timor di Dio, che ste nuove de salvezze non se sta demandate a noi, che di fatto la en di Gerusalemme e i suoi sorestanti non hanno voluto riconoscere e fasillo copà e hanno portato al colmo le parole dei profeti che si risleilis ogni sabide. E sebbene che non aveva inchiatato in lui nessun rimpin per condannarlo a morte, gli hanno domandato a Pilato che fosse macciato. Dopo di aver fatto tutto ciò che era stato scritto su di lui, lo tirare in giù de croce e lo mettere in tal sepolcri. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e per un grum di dies lui ora comparito a quei che de Galilea ieri in las d'auri a Gerusalemme e che come sono i suoi testimoni denande int. No, o sinculì a contaus la buona nuove, che la promessa fatta ai vons e ieri va dal colmo, per via che Dio le ha mantenute per noi, così i loro figli, risuscitando Gesù, come che l'è scritto anche dai Salms. Tu sei mio figlio, ue ti hai generato. Che Dio lo vede risuscitato dai morti, per noi che i duci là a finire fra di sud, a legge che aveva detto. Userai a altri li robi santi imprometudis a David, che es camerte incrodudis. Per questo, anche, in un'altra bande al dis, non tu lasceras che il tuo santo all'edi fra di sud. David, però, dopo di aver fatto la volontà di Dio in tempo de sua vita, alle morte e si è accompagnato con i suoi vons, l'ant fra di sud. Ma quel che Dio lo ha risuscitato non è stato fra di sud. Si che dunque, fradis, tenete ben a mens che mediante lui us ven contata la remissione dei peccati e che, mediante lui, cui calcrot alla la giustificazione di tutti che non aveis potuto giustificarsi mediante le leggi di Mosè. State attenti allora, che non us capiti se che si leite ai profetis. Che all'ait ben sbeleadors, sgrisulais e sparit, perché che te vostre ete, io o fasarai un spieli che non lo crodaressis se us al contassin. E biel che jesivin, io preaven di tornare anche alla sabide dopo, a fevelaur di questis robis. Là devie la int, un evore di giudeus e di convertis, plens di timor di Dio, ileri indauri a Pauli e a Barnabe, che cui loro discorso io persuadeven a restare sals te grazie di Dio. La sabide dopo, di bo tutta la città si ingrumà per ascoltare la parola di Dio. Quando avvioderen che il straio di int, i giudeos, ingelosis all'ultim fin, attaccaren a contindi con Pauli, blestemacciant. Allora Pauli e Barnabe urdiseren fur dei dinci. Ovevis dut dirit che us fos contate a uatris per prins la parola di Dio, ma già che le rifudais e che non si indegnais di ve la vita eterna, no olindai paians, perché che il Signore nos ha ordinato così. Io ti hai mettut tanche une luz pai popui, perché tu portis la salvezza fin tremai ai ultims confins del mondo. Contentons di questi paraulis, i paians si metteren a laudare la parola di Dio e tutti che eren destinati alla vita eterna avviergeren il cuore alla fede. Così la parola di Dio è chiappava piti in tutta la regione, ma i giudeos asticciaren le feminis plurireligiosis e plusioris e i granci de citat e a inviare una persecuzione contro Pauli e Barnabe e io pararen fur dai loro confins. Allora loro,
Spacantiur anche il pulvin dai piis, si metteren in strade pariconi. Riguarda i discepoli, aglieren in colms di Gionde e di Spiritu Sant.